La gang dei bulletti, ragazzini che girano nel quartiere Ferrovieri a Vicenza seminando danni, atti vandalici, bravate da giovani villani. Come vi avevamo documentato pochi giorni fa, gli episodi iniziano a diventare troppi per far finta di nulla. Se la sono presa con un venditore ambulante, un africano, gli si sono messi intorno, lo prendevano in giro e poi gli hanno rubato anche degli aggeggi, delle cosine che vendeva, della bigiotteria. 4-5 ragazzi che è venuto con passamontagna, ha detto rapina, io allora ho mandato la via. I bulletti di via Vaccari sono entrati in azione nel bar a fianco alla chiesa di Sant'Antonio, chiesa dove qualcuno, approfittando dell'oscurità, ha rotto i cancelli d'accesso al piazzale dell'oratorio. Un danno fine a se stesso, senza nessun tentativo di furto. Chi sia stato non si sa, ma nel quartiere giustamente inizia a montare l'insofferenza. Questi gruppi vanno fermati quando ci sono le prime avvisaglie, perché poi altrimenti è un crescendo e poi si arriva a fatti eclatanti. Bene, e noi di Rete Veneta, fedeli alla nostra missione di dar voce alla gente e di portare le istanze dei cittadini alle autorità competenti, abbiamo interessato del problema il sindaco in persona, che dopo il nostro servizio promette di fare la sua parte. Il Comune farà sicuramente la sua parte attraverso la polizia locale, attraverso il controllo del territorio, poi lavorare naturalmente sull'educazione di questi ragazzi, dove le famiglie devono essere presenti e sostenere appunto il recupero delle persone. Per sistemare le cose, il sindaco Francesco Rucco assicura un intervento concreto. Sicuramente un potenziamento dei controlli del territorio della polizia locale che faremo nei prossimi giorni attenzionando la zona dei ferrovieri.